Con l'onorevole Antonio Pio un ritorno a casa, dai, diciamola tutta. Onorevole, lei nella fattispecie è cresciuto nell'associazionismo, lo ha ribadito nel suo intervento, soprattutto ha spezzato delle lance a favore di quelle persone, e sono davvero tante, ben rappresentate oggi in questa platea, che fanno tanto per lo sport, per il sociale, l'inclusione, e guarda caso non sono solo parole. Non sono solo parole, gli enti di promozione sportiva come Endas, come tanti altri che sono presenti nel territorio nazionale, regionale, e nel nostro territorio, quello di Sassari, c'è tanto fermento. Abbiamo tanti presidenti che fanno parte, regionali che fanno parte del nostro territorio, e gli enti di promozione sportiva formano la futura classe dirigente in tutti gli ambiti della nostra società, da quello sportivo, penso a quello sanitario, quello politico, e la politica oggi deve avere l'intelligenza soprattutto di vedere nelle sacche e dentro gli enti di promozione sportiva tutta una serie di soluzioni, di raccolta di dati, di problematiche che il settore sta riuscendo a fare. Oggi lo Stato ha tanti purtroppo lacune da questo punto di vista, è stato detto oggi in maniera chiara dalle ottime relazioni che sono state presentate in termini sociali e sportive, e c'è la necessità appunto di dare queste risposte, di colmare queste lacune attraverso provvedimenti e politiche basate sugli strati più deboli della nostra società, e credo che gli enti di promozione sportiva, Endas in primis, siano quegli enti a cui guardare appunto per trovare queste soluzioni. Ultimissima cosa, mi piacerebbe chiudere con queste parole. Fare sport significa crescere, fare sport significa costruire, l'ha detto anche il sindaco, mi è piaciuto il passaggio, costruire le persone, e credo che poi alla fine le risultanze siano quelle di meno devianze e più partecipazione. Più partecipazione, una formazione fatta soprattutto insieme alla comunità. Trovarsi nel mondo dello sport significa anche condividere dolori, condividere difficoltà, condividere problematiche. Significa condividerle, ma trovare anche all'interno di quella stessa associazione, all'interno del mondo sportivo e associativo, anche la soluzione, che ci consente di avere una società meno isolata, così come in tanti oggi vogliono dipingerla. Io credo che invece ci siano tutte le chiavi giuste affinché lo sport possa essere il volano di una società che riesce davvero a combattere tutto, sia le difficoltà, le guerre purtroppo come abbiamo visto che stanno colpendo tanto il Medio Oriente e l'Europa dell'Est, una società forte che dice no chiaramente agli atti criminali che stanno avvenendo oggi, e dire sì invece a saper vivere insieme nelle differenze. Grazie e buon lavoro onorevole. Grazie mille a voi come sempre.